Ciao, mi chiamo Filippo Albano, ho 14 anni e da poco sono entrato a far parte della nazionale under italiana di padel. Frequento la prima liceo scientifico al Curiel di Padova. Ho sempre fatto sport, prima ho iniziato col nuoto, poi mi sono avvicinato appunto agli sport di racchetta, quali ovvero il tennis e in questi ultimi 3 anni il padel, di cui me ne sono innamorato e tuttora pratico. L'esperienza in Spagna per me è stata molto bella e c'era gente che veniva da ogni parte del mondo, dal Giappone, dall'America, dal Cile, e quindi è stato davvero bello anche sentire loro come vivevano questo sport e spero in un futuro comunque di rincontrarli in campo, anche fuori, perché è stata davvero un'esperienza indimenticabile. Il padel, come la maggior parte degli altri sport che si fa a livello agonistico, richiede una preparazione atletica e fisica che io faccio quotidianamente e che richiede sacrificio. Ho iniziato questo sport al Padel Club di Limena con gli allenatori Luca Scalari e Diego Lavezzo, anche se adesso gioco al centro sportivo Plebiscito con il maestro Marcos Navarro. Il mio allenatore è Tanita Amato Mazzocchi, con cui mi alleno al Padel Project di Bologna. E con lui sto lavorando sulla parte atletica, tattica del gioco e tecnica. Sono andato in Spagna con lui e ho fatto delle grandissime esperienze che sto facendo anche tuttora, che mi stanno facendo crescere. Un sogno nel cassetto, sicuramente diventare uno tra i top player di questo sport, sì, sarebbe il mio sogno.